Bella raga, ciao a tutti dal Cubentone veneziano. Allora, Fioi, siamo ad Atene per il torneo Futures F1. Abbiamo superato il primo turno, abbiamo battuto, ho provato a fare una partita al primo turno senza, cioè abbassando il livello perché prima era livello pro 3 di 5, adesso è livello 2 di 5 e insomma è più combattuta. Abbiamo vinto alla fine 3-1 nel primo set e 4-3 al secondo. Ho usato il metodo di un iscritto che mi ha detto che è meglio mettere 3 set da 3 piuttosto che uno da 6 e abbiamo battuto l'islandese M. God, o Good per gli amici, Good come buono. Adesso siamo contro lo svizzero Grex, un giocatore di, anche forse come si dice, il primo del tabellone, quindi anche uno molto molto buono che ha vinto la prima 3-1, poi ha perso il secondo set 4-3 e poi ha vinto 4-2 il secondo, il terzo, il decisivo set. Siamo ad Atene e niente, andiamo. Ragazzi, questo è bello forte, 50 di overall contro il mio 814 del mondo. Un avversario bello tosto, arbitro scelto. Grex riceve. E inizia l'avventura. Vai. Ho fatto anche il mio primo ace. E cominciamo subito bene con un errore gratuito di flex di corpo di Grex. Speriamo di riuscire a fare un ace anche insieme. Ammazza che missile. Farò degli highlights comunque. Vai, una bella palla corta. Ecco qua l'Open di Grecia, ad Atene. Bellissimo questo lungoline. Questo è un colpo da maestro. Grandissimo colpo del cume. Attento a salire. Ecco, questo forse è un errore, no? E invece la mette, grande cume. Ottima partenza per il talentissimo. Buono. No! Chiude il challenge? No. Molto bene. 1-0. Ottimo inizio per il talentissimo. Ottima risposta. Andiamo a prendere un po' la mano e dopo ritorniamo a livello pro, che è veramente tostissimo. Ho visto anche nei video, tutti affermano che il livello pro è tostissimo. Non è un gioco facile. Bellissimo sto colpo. Mi stai prendendo la fuori. Stai prendendo la mano bene. Ok. Bellissima palla corta che ci arriva, però è stato un po' sbagliato. Fuori. Il Kume è padrone del primo game. Per il momento 4 errori gratuiti per Grex. Appena saliamo un po' di livello. Mamma mia, colpi da maestro il Kume. Si sta veramente divertendo adesso, però calmo, perché è vero che abbiamo 3 break point, però sappiamo che nel tennis basta un attimo. Dopo la prima mamma mia, meno male. Prova il challenge? No. Pare che era nettamente fuori. E siamo già a 2-0. Grande, il nastro mi dà anche una mano. Ottimo servizio però per il talento. Ci vuole un po' per prendere la mano sui giochi di tennis. Ciao baby, comincio a tirare da qua, Appena detto.
Adesso va di top spin, ma non così. Bello. Buon colpo di Gregs. Lo svizzero tenta di recuperare. Bruttissimo. Pronto l'ace. Buono. Mamma mia come gliel'ho messa. Cominciamo a capire le dinamiche, beh. Fallo. Buono, anche questo delizioso come un film in paspigna. 40-15. Ancora, sto sbagliando parecchie volte la prima. Primo errore del Kuma. 40-30. Calma. Ma che brutto servizio. Mettiamola proprio nell'angoletto. No, The provo il server challenge. is challenging the call on the right far sideline. The ball was called out. Fuori anche di parecchio. The server has 2 challenges remaining. Deuce. Ottimo servizio. E Greg sbaglia. Bel colpo. Ma la porto a casa. 3-0. Primo set. Ragazzi, secondo set ho preso veramente le bombe. 3-0 per il mio avversario. Quiet please. E andiamo al set decisivo. Non me l'aspettavo, non mi ha fatto per niente giocare. D'altronde questo è forte, per rispetto a me. 840esimo del mondo mi sembra. È un 50 di overall contro un mio 39. Devo stare calmo perché rischio di andare fuori al secondo turno. Buono. Cosa cazzo ho preso? No, l'ho sbagliato. Adesso sono dolori. Si è svegliato Greg. E Greg è un atleta perfetto. È la perfezione fatta a Greg. Non intivo più, sono più stanco. Mamma mia. 3 breakpoint. Devo svegliarmi, buon punto alle 36. 15-40. Buono, dai, che due breakpoint annullati. 30-40. Non sbagliarlo. Grandissimo, 3 breakpoint annullati da veneziano. Sarebbe importante ribaltare questo game, Qua, grandissima prova. Veneziano. Dai, ribaltiamola completamente, cavolo. No. Errore. Brutto. Madonna, quanti errori gratuiti. Faccio rischio di nuovo. Quarto breakpoint per Greg. Niente. Andata. 1-0 per lo svizzero. Cedura.
Questo può essere parente di Roger. Questo è amico di Roger. Non ne azzecca più uno. Non ne azzecco più uno. Cazzo. Questa è una gran risposta. No, sto sbagliando tutti i rovesci. Stai fuori. Mamma mia, ragazzi. Ma non così. Buonissimo, dai. 30-15. Anche questo è buono. Grande, dai. Dai, a fare il contro break. È l'unica chance che abbiamo per ritornare in partita. Se va sul 2-0 è pericoloso. Buono. Corta, corta. Fuori. Adesso per i primi tornei chiaramente facciamo così, poi per far vedere più partite nell'arco di un video c'erano più highlights. Vai per il contro break point Kume. No. No, bruttissimo errore. Errore da cioccolataio. Questa è brutta. Advantage Grex. Questo è veramente più forte, Gran salvataggio di Veneziano. Tanti errori. Sente la pressione il Kume. Serviamo per rimanere in partita. Ma non puoi sbagliarle proprio tutte. Quasi ace. The server is selling Bravo il the ball challenge, on ma... the left far sideline. The ball was called out. Ah, non ci credo. The server has 2 challenges remaining. Love 30. Adesso sullo 0-30 rischiamo veramente di uscire dalla partita. Non giocare facile. Niente da fare. Troppo forte adesso Greg. Sarà comunque dura, ragazzi. Cioè... Let's. First serve. Ok, primo servizio di nuovo. Che sfiga. Dai. Sì. Calma. 30. Finisce qua la partita, ragazzi. Purtroppo perdo 2-7-1. Però dai, almeno la prima partita, la prima vittoria l'abbiamo fatta, piano piano. Pedro Grex, troppo forte ancora per il Kume. Però è bello che sia così, ragazzi, cioè è bello che il gioco sia difficile e tosto.
di più non potevamo fare secondo me. Il primo set benissimo, poi è stato un po' un crollo. Alla fine vince Randall. Abbiamo qualche soldino, ma non possiamo fare niente. Servono più soldini. Ok, punti in classifica 1, che bello. Ok, turno di 16, dai, quindi stiamo un po' migliorando di poco. Non possiamo migliorare nessuna abilità, purtroppo. Va bene, va bene. Allora, facciamo così. E qua ci sono anche i vincitori, ragazzi, degli altri tornei. E niente, raga, sotto il comandone veneziano, piano piano stiamo migliorando. Ci vorrà tempo, ma il gioco è bellissimo. Ciao!